Supporting of the president and his policy. FBI scientists have found chemical traces consistent with a bomb or a missile on a piece of wreckage. Police using clubs and tear gas against demonstrator. So-and-so and a white fascist. Like they said, you're getting some of your own medicine. Va ora in onda Te la ridò io, l'America, con Matteo De Sio. Welcome everybody, buongiorno a tutte e a tutti, questa è Te la ridò l'America, questo è il nostro appuntamento settimanale su Radio Libertà in cui cerchiamo di cominciare la settimana che viene in maniera più aggiornata, più smart rispetto a quello che sta avvenendo negli Stati Uniti, anche se ovviamente non è per niente facile. Parliamo di, ad esempio, una notizia molto, molto recente, dato che ricorderete il sindaco di New York, Mamdani, si è mostrato molto vicino alla propria tradizione musulmana in un periodo storico in cui invece vi è la caccia al conservatore negli Stati Uniti, vi è un po' un odio anche nei confronti di chi si professa cristiano negli Stati Uniti. Ecco, Mamdani voleva incontrarsi con direttamente con un gruppo diplomatico proveniente dall'Iran. Ecco, per fortuna, perché forse mi sarebbe sembrata una scelta esagerata e anche apposta in contrasto con Donald Trump, è stato fermato da una carica americana nell'amministrazione, un'amministrazione Trump che quindi per fortuna su questo si è espressa la signora Anna Maria Archila, la leader di questo gruppo internazionale che voleva incontrarsi con Mamdani. Ha denunciato il fatto che appunto non sono stati avvertiti anche per l'annullamento. Ecco, già avevano in mente un incontro così fuori dalle righe in questo periodo in cui sembra quasi che a sinistra vogliano legittimare un Iran solo per andare contro Donald Trump, solo per andare incontro all'area conservatrice, quando in realtà l'Iran, appunto, come sappiamo, è stato per anni, per tanto tempo, un regime, lo è ancora purtroppo, un regime liberticida e non solo. Andando avanti invece con le notizie per quanto riguarda proprio gli Stati Uniti, soprattutto parliamo della morte di un senatore che aveva rapporti molto vicini a Donald Trump, Lindsey Graham, che è morto a 71 anni, attenzione, e con anche tra l'altro dei messaggi possiamo dire vergognosi da parte degli appartenenti al mondo dei media mainstream americano, con messaggi che sembravano quasi se non celebrare direttamente la morte di un politico, quindi comunque agiva all'interno dell'arco costituzionale e istituzionale, senza andare fuori dalle righe. Parliamo anche, tra l'altro, di media che quindi negli Stati Uniti legittimano purtroppo ancora di più questo tono, questa volontà anche di essere aggressivi verso il prossimo e verso chi non la pensa come loro. Attenzione quindi sempre a nuovi possibili avvenimenti simili a quelli che sono avvenuti purtroppo ai danni del presidente con i vari attentati. E parlando di vari attentati, si torna tra l'altro a quello che ha caratterizzato la morte dell'attivista politico Charlie Kirk, l'attivista politico di Turning Point USA, un'organizzazione conservatrice statunitense. Parliamo di una moglie, Erika Kirk, che finalmente ha visto anche il video per quanto riguarda
l'assassino, il killer del marito, e parliamo anche, tra l'altro, secondo me, anche di una volontà dei media quasi di prendere le parti di questo killer Tyler Robinson, proprio con articoli in cui in un'intervista con il compagno di stanza, l'ex compagno di stanza, perché Tyler Robinson è in questo momento ovviamente in carcere, con l'ex compagno di stanza che ha dichiarato di aver essere sicuro che parliamo di un Tyler Robinson che si è pentito per quanto riguarda l'omicidio. Quindi in un'intervista al compagno di stanza e anche partner romantico parliamo quindi sempre di una situazione assurda, perché probabilmente vi è una vicinanza anche per questo personaggio, questo killer, solo per la vicinanza nelle idee politiche, ma anche per ovviamente motivi che riguardano ovviamente le scelte di identità sessuale. Quindi parliamo sempre di cose totalmente eteree che vanno in realtà contro quello che è successo, ovvero una persona che ha deciso in un dibattito pubblico di porre fine alla vita di un attivista politico. Andando avanti poi con le notizie, in Minnesota il governatore Tim Walz, ricorderete il governatore che si è candidato insieme a Kamala Harris nelle elezioni nella campagna elettorale del 2024 per il Partito Democratico Americano come vicepresidente. Ecco, attenzione, ma anche lui utilizza la Guardia Nazionale, che tanto si era criticato Donald Trump, in questo caso per un'emergenza ambientale, perché purtroppo per il Minnesota, e non fa piacere ovviamente sentire queste problematiche, vi è un importante incendio che addirittura ha riguardato anche il confine con il Canada. Ecco, in questo caso quindi si parla di un'emergenza ambientale, quando si trattava di un'emergenza riguardo comunque alla sicurezza pubblica, si aveva una difficoltà nell'ammettere quanto fosse utile anche utilizzare la Guardia Nazionale, anzi si parlava addirittura di volerla abolire. Quindi per fortuna una Guardia Nazionale che, attenzione, sta aiutando un Minnesota e cittadini del Minnesota in un'area tra l'altro molto molto turistica, quindi speriamo che non ci sia nessun danno, oltre che per l'ambiente, anche per il turismo interno del Minnesota, ma anche per la popolazione civile. Ecco, poi tornando anche, sempre parlando del presidente Trump, abbiamo visto come si sta cercando di arrivare a un colloquio con l'Iran, addirittura però il presidente, avete visto tutti, ha dichiarato come sia un Iran intenzionato a porre fine alla sua vita. Ne abbiamo parlato poi tra l'altro più volte di questo scontro diretto tra il regime iraniano e il presidente Donald Trump, che risale al primo mandato del presidente, perché è stato il presidente degli Stati Uniti che più si è schierato contro questo regime sanguinario, anche per quanto riguarda chiaramente sia il nucleare sia l'uranio, ma anche per le risorse, le materie prime all'interno dello Stato islamico dell'Iran. Parliamo quindi di una rivalità politica e non solo, che risale a prima quindi del 2024, ma nel 2024, ricorderete, ne abbiamo parlato anche qui su Radio Libertà, vi sono state delle problematiche per quanto riguarda proprio la campagna elettorale del futuro presidente degli Stati Uniti, perché l'Iran ha hackerato lo staff del
del futuro presidente Donald Trump, e ha consegnato tutti i piani elettorali, tutte le strategie elettorali proprio all'altro candidato, ovvero Joe Biden, che però non ha approfittato, a loro dire, dell'occasione. E quindi parliamo di un Iran che ha identificato in tutti i sensi, e non è solo una congettura quindi del presidente Trump per quanto riguarda una possibile animosità, ecco, nei suoi confronti, e il presidente ha dichiarato che nel caso di un assassinio da parte dello Stato iraniano ci sarebbe anche una risposta pronta per lo Stato religioso islamico dell'Iran, con tanti missili già pronti per questa evenienza, a dire del presidente Donald Trump. E quindi purtroppo sembra che, nonostante le pressioni ovviamente degli stati arabi del Golfo, che ovviamente vorrebbero una situazione più tranquilla e sono alleati degli Stati Uniti e dello stesso Donald Trump, anche perché vi sono degli intrecci finanziari tra il regime dell'Arabia Saudita e proprio la famiglia del presidente, e quindi vedremo in futuro, sperando che ovviamente si risolva la situazione, ma sembra sempre molto complicato, anche perché parliamo di un presidente che a volte ha anche delle uscite molto molto impulsive, come abbiamo visto, ma un presidente che comunque elogia anche le proprie performance per quanto riguarda la propria salute personale, proprio per le visite mediche che è riuscito a superare in maniera, a suo dire, perfetta, proprio a maggio, parlando di come sia una delle visite regolari che effettua ogni 6 mesi, e addirittura che abbia anche effettuato un test cognitivo, e che è stato anche l'unico presidente a effettuarlo nel corso del proprio mandato. Quindi abbiamo anche una sicurezza, forse, che comunque sia nel pieno delle proprie facoltà fisiche e mentali, e quindi possiamo attribuire anche eventuali sbagli proprio alla sua persona, senza scadere in tante piccole, grandi volgarità e scorrettezze comunicative. Andando avanti poi con le notizie, parlando proprio della sicurezza nazionale, parliamo proprio anche del rapporto per quanto riguarda l'amministrazione federale centrale, tra virgolette, e uno degli stati americani. Infatti il Dipartimento della Giustizia giovedì scorso ha deciso di denunciare lo stato del Maryland, un Maryland che, come sapete, è anche vicino geograficamente alla capitale, e un'amministrazione Trump che ha dichiarato che le leggi, i regolamenti per quanto riguarda questi luoghi santuario per gli immigrati, in cui vi sono anche immigrati irregolari, dove vi sono anche più libertà legislative, più libertà amministrative proprio per queste persone, ecco, sono, attenzione, libertà da mettere in realtà sotto sorveglianza, proprio perché stanno anche interferendo con quello che il governo federale sta cercando di attuare, ovvero un totale calo dell'immigrazione irregolare, e anche di rispedire indietro tutti gli immigrati irregolari che non riescono a ottenere un permesso di soggiorno. Parliamo quindi, attenzione, di un attorney general, di un funzionario, del funzionario pubblico che si occupa della gestione
dell'impianto legale e amministrativo, Todd Blanche, che ha chiesto allo stesso Maryland di di identificare quali siano le leggi sia dello Stato sia quelle locali che facilitano e permettono agli immigrati irregolari di riuscire a evadere, tra virgolette, questo crackdown, questa operazione dell'amministrazione Trump di diminuire proprio il soggiorno dell'immigrazione irregolare. E questo è importante anche per capire quanto sia effettivamente forte lo Stato singolo rispetto al governo federale, quanto debba lo Stato singolo, anche se ovviamente non dello stesso partito, nella stessa fede politica, seguire però le direttive dell'amministrazione centrale. Parliamo anche quindi di un'amministrazione Trump che tra l'altro sta cercando di inserire anche nel Maryland una forte presenza, una presenza ancora più importante per quanto riguarda ICE, la polizia dedicata all'immigrazione, in uno stato comunque centrale, uno stato vicino alla stessa capitale, che quindi giustamente dovrebbe essere sicuro. Parliamo anche tra l'altro di una scelta dell'amministrazione Trump di attenzione per quanto riguarda il rapporto con la stampa, perché secondo il New York Times vi sono state delle problematiche per quanto riguarda le interviste sul Air Force One, parlando di come siano stati quasi costretti i giornalisti a dover rispettare delle procedure, e anche sono stati intercettati nelle loro case. Quindi questo è una dichiarazione dell'Ordine dei giornalisti, di un'organizzazione vicina all'Ordine dei giornalisti negli Stati Uniti. Il Dipartimento della Giustizia invece non ha assolutamente né negato né confermato queste accuse molto molto importanti, e andando avanti sempre con notizie per quanto riguarda invece ovviamente la politica interna. Ecco, dato che si è parlato di questo argomento, ma che sempre a spizzichi e bocconi, e non mantenendo sempre degli aggiornamenti per quanto riguarda questo aspetto molto importante anche per noi europei, ovvero la politica energetica del presidente Trump, che in questo momento, con anche lo stretto di Hormuz e le tensioni ad esse collegate, in questo momento i combustibili fossili continuano a essere circa l'86% di tutta la fornitura energetica mondiale. Parliamo anche quindi di quanto gli Stati Uniti, ma anche ovviamente gli altri stati, ma in questo caso ovviamente ci concentriamo sugli Stati Uniti, quanto in realtà non si debba essere così dipendenti dal petrolio altrui. E quindi forse questa volontà del presidente di continuare a trivellare, di continuare a puntare su energie non rinnovabili in un momento in cui non vi è una forte espansione per quanto riguarda il nucleare. Le energie rinnovabili in questo momento non possono garantire neanche in minima parte il fabbisogno che invece darebbe le energie riguardo dei combustibili fossili. Ecco, forse queste sono mosse che sempre di più stanno aumentando la
credibilità della politica energetica di Donald Trump. Con quest'ultima notizia vi saluto, vi aspetto la prossima settimana sempre qui su Radio Libertà. Grazie per l'attenzione, una buona giornata e una buona settimana a tutti. We attempted to form a strong